La crisi in Veneto ha bruciato 18 anni di crescita e quasi 14 punti di PIL, ovvero 26.000 euro per abitante. Per trovare valori inferiori è necessario fare un salto all'indietro fino al 1995. Il centro studi della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa del Veneto traccia un quadro impietoso e le ultime manovre finanziarie del governo non hanno fatto altro che aggravare la situazione. Due le richieste forti avanzate dalla CNA del Veneto, iniziando dal settore dell'edilizia, in grave sofferenza. Dare la possibilità ai comuni di fare le piccole opere, di poter dare quell'ossigeno alle piccole imprese. Altro discorso importante è che ci sia un nuovo piano casa regionale che dia la possibilità di forti ristrutturazioni in tutto il settore dell'edilizia veneto. Le microimprese dell'artigianato in Veneto danno lavoro a 500.000 persone. Mantenere questa ricchezza significa salvaguardare l'intero territorio. Il 95% dell'imprenditoria veneta è microimpresa, è ovvio che questa è più sensibile rispetto agli altri e quindi toccare la microimpresa significa indebolire il territorio. Quanto alle zone più colpite, molto dipende dalla conformazione del territorio e dal tipo di attività che si svolge in prevalenza. Abbiamo le aree montane, anche la montagna è stata abbandonata con altri problemi e la fascia centrale, che era la parte più ricca e continua a essere la parte più ricca del Veneto, dove c'è l'imprenditoria diffusa, è quella che a livello imprenditoriale soffre di più perché vediamo un calo importante delle imprese. Quasi il 40% dell'economia trevigiana era basata tutta sull'edilizia e in questi 5 anni di crisi l'edilizia veneta ha perso il 30%. Gli artigiani chiedono alle piccole imprese di unirsi ed essere così più competitive sul mercato e che la crescita dello 0,9% dell'ultimo periodo non sia un caso ma una tendenza costante nel futuro. L'ottimismo però è ancora lontano.